La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi in ascolto, buon pomeriggio. Allo stadio di Campodarsego, la 12ª del campionato di eccellenza Girone B propone la sfida fra il Campodarsego e il Ponzano. Classifica deficitaria per entrambe le formazioni, ma con 19 gare ancora da disputare, nessun obiettivo è impossibile. Solo 2 punti separano le due squadre e per il Campodarsego potrebbe essere l'occasione del sorpasso. Cielo sereno, terreno in perfette condizioni, pubblico numeroso sugli spalti. Le formazioni: Campodarsego in completo bianco, Pettenò, Pistore, Bellon, Volpin, Roma, Bertocco, Zaramella, Tiso, Lebran, Riberto, Ballarin. A disposizione di mister Andrea Brocca, Nalesso, Barin, Rossetto, Piran, Maritan, Bugin, Pozzi. Ponzano in giallo-verde: Savietto, Ziliotto, Orlandi, Gagno, Marcuzzo, Zanata, Simone, Pettenà, Bonotto, Alberto, Schiavon, Vailati, Bonotto, Thomas. A disposizione di mister Vanni, Moscon, Florian, Zanatta, Nicola, Campaner, Burchielli, Furlan, Tucci, De Bernardo. Arbitra il signor Tesolin di Portogruaro, assistenti di linea Tribelli e Marchiori. Si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime del maltempo in Sicilia. Da una combinazione Ballarin-Lebran la prima azione biancorossa che finisce fra i guanti di Savietto. Alla metà del tempo percussione di Tiso che ci prova di sinistro, impreciso. Ponzano al minuto 23, Schiavon ci prova dai 25 metri, Pettenò alla parata. Il tempo si conclude con i biancorossi in avanti, ma la sfera finisce alta. Sul risultato di 0-0 si va all'intervallo. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Il nuovo entrato Pozzi sembra dare nuova linfa ai locali. Stavolta spinge Bellon, poi centra, ma il portiere ospite è attento. Dai 20 metri la legnata di Riberto meriterebbe più fortuna. Ancora Campodarsego, Ballarin assist per Tiso che calcia come può, Savietto non ha problemi. 20°, il sinistro di Pozzi dei 25 metri non punge. Paolo Gagno alla mezz'ora mette in apprensione la difesa di casa, Nicolas Pettenò fa un mezzo miracolo. Pozzi da fermo, centrale la sua battuta, Savietto è ancora attento. Dalla distanza, al tiro senza convinzione, Filippo Schiavon. Al 94° l'incontro va in archivio col risultato di 0-0. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca soprattutto alla squadra di casa. Tramontate così anche le speranze del sorpasso in classifica. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355. Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. Andrea Brocca, mister del Campodarsego. Che partita ha visto dalla panchina? Una partita così un po' particolare, loro hanno badato più a difendersi che ad altro, quindi erano sempre quasi tutti dietro la linea della palla e quindi per noi facevamo difficoltà a trovare spazi davanti, quindi anche l'assenza di Viola e Mazzeo che ci potevano dare un po' di qualità ha contribuito anche nella nostra fatica a trovare il gol.
Dalla tribuna si chiedeva maggiore velocità, è la stessa sensazione che ha avuto in panchina? No, la velocità ce l'hai quando i ritmi sono alti, se una squadra si mette dietro a difendere è difficile trovare spazi, è difficile trovare la velocità. Cioè non è dipeso, non è noi che eravamo lenti, erano loro che non ci permettevano di, ripeto, si mettevano col centroavanti sul nostro centrocampista e quindi diventava tutto più difficile. Quindi dovevamo avere pazienza, ci vuole pazienza quando trovi squadre così. Poi se hai la fortuna di trovare il gol si sblocca la partita, se non hai la fortuna di trovare il gol diventa tutto più difficile. E obiettivi? L'obiettivo è quello di salvarsi adesso, classifica alla mano, voglio dire, è una partita che noi dovevamo vincere per superarli, non ci siamo riusciti e quindi pensare a salvarsi e finire bene il campionato. Daniele Pagin, presidente del Campodarsego, una partita in cui speravate di sorpassare l'avversario, è finita 0-0, c'è qualche idea di correre ai ripari? Sì, in effetti la classifica piange, è inutile negare che l'obiettivo non era questo, però adesso vediamo di muoverci in settimana per muoverci un po', perché siamo un po' scarichi proprio anche come squadra, come idee, per cui ci stiamo impegnando perché una squadra si impegna, sta lottando, ma ci manca quel pizzico anche di fortuna che non sta arrivando, per cui vediamo, in settimana sicuramente qualcosa succede, anzi c'è già in piatto qualcosa e nel corso della settimana si saprà, insomma. C'era parecchio pubblico sugli spalti, quindi i tifosi si aspettano qualcosa. Sì, in effetti mi dispiace fortemente per tutta la gente che lavora sul Campodarsego. Il settore giovanile tra l'altro sta facendo molto ma molto bene, però anche il pubblico che ci segue anche in trasferta, abbiamo un pullman tutte le domeniche e personalmente sto male anche per loro, perché alla fine la squadra non riesce a dare e io non riesco a capire e ripagare anche il pubblico, perché anche oggi era numeroso nonostante, e che stiamo facendo fatica a giocare e non diamo soddisfazione a nessuno, insomma, ecco. Il mister prima lamentava alcune assenze importanti, può essere cercato solo in questo? Sì, mancava Viola, mancava Mazzeo, però sì, anche quando c'erano in campo i risultati sono questi, cioè siamo così, è un'annata che bisogna risollevarci e fare bene, cercare di prendere un po' di animo, un po' di coraggio, insomma, ecco. Questo è il mio pensiero, che vedo che siamo un po' scarichi, ecco. Vanni Moscon, allenatore del Ponzano, voi siete venuti qui a Campodarsego per il pareggio? No, siamo venuti qua soprattutto per non prendere gol e poi ripartire. Siamo ripartiti 4-5 volte anche in superiorità numerica, ma non siamo riusciti a finalizzare. Purtroppo la squadra in questo momento fa un po' di difficoltà a far gol, però in fase difensiva non rischia niente. Ecco, in effetti abbiamo visto che ha rischiato poco in difesa, però avete subito 17 gol. Beh, io no, dico che io 3 domeniche che sono qua abbiamo preso 0 gol. Non è merito mio, è merito dei ragazzi, però forse siamo un po' più convinti delle nostre possibilità e i ragazzi sono convinti che non bisogna prendere gol. La mentalità è quella giusta, però bisogna anche trovarlo il gol, bisogna farlo. Quello. Allora, squadra giovane e obiettivo salvezza o qualcosa di più? Inizialmente so che la società voleva fare un campionato come l'anno scorso, sono arrivati quarti, quinti in classifica, volevano fare un campionato a metà classifica. In questo momento sicuramente bisogna puntare alla salvezza, questo è l'obiettivo primario, arrivare il prima possibile lì e poi cercare di fare qualcosa in più. Luigi Donadi, presidente del Ponzano, che partita ha visto dalla tribuna vicino a noi? Poche occasioni da gol, sinceramente più battuta a centrocampo che creato occasioni pericolose. Non abbiamo avuto poche occasioni in ripartenza, se eravamo più cattivi forse potevamo fare di più. La cosa obiettivo più importante è che anche oggi non abbiamo preso gol per la terza partita consecutiva. Sì, come diceva il mister, comunque risultato giusto a suo parere? Penso di sì, non abbiamo mai rischiato, però non abbiamo neanche mai creato occasioni pericolose. Un messaggio per i tifosi del Ponzano? Siamo sulla strada giusta, penso che la classifica non sia quella vera, qualche punto in più lo meritiamo, speriamo di uscire prima possibile da questa situazione un po' ingarbugliata.
La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna all'installazione e ritiro, pulizia al supporto tecnico, sicurezza alla copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683.